Buonasera. La relatrice di questa sera è Franca Carboni, che è laureata in filosofia nella nostra università e ha poi seguito un lungo corso regionale di conservazione e restauro presso l'Accademia Ligustica di Genova ed è la stessa, a partire dal 1978, titolare di un proprio laboratorio di restauro, dove ha avuto modo di lavorare su opere davvero di grande pregio. Il tema che lei affronta questa sera e che ha intitolato Il restauro, equilibrio fra storia, tecnica e scelte di intervento, riguarda proprio un settore direi in continuo cambiamento, soggetto a evoluzioni, interventi di vario genere, ma certamente uno dei punti di partenza importanti è quello dato da Cesare Brandi, che negli anni 50 ha proprio avviato una nuova concezione dell'attività del restauro. Il restauro è un'attività che ha bisogno di numerose e raffinate professionalità, vi lavorano chimici, vi lavorano fisici, e soprattutto microbiologi anche, e soprattutto pone tutta una serie di problemi che fino a qualche tempo fa non venivano minimamente posti, relativi a quanto, se ho ben inteso, rispettare il manufatto di fronte al quale il restauratore si pone e come e quanto sia bene e opportuno intervenire. E quindi penso che Franca Carboni ci parlerà proprio di questi argomenti così complessi ma affascinanti. Grazie. Buonasera. Effettivamente sì, il titolo annuncia una certa complessità, però abbiamo l'aiuto delle immagini. Parliamo di opere d'arte, cioè quindi di raffigurazioni, quindi le immagini sono quanto mai utili e importanti. Come appunto il titolo enuncia, il restauro è un'attività molto complessa e l'immagine che spesso viene rappresentata sui giornali quando si parla di restauro è quella di una ragazza giovane che col pennellino chiude dei buchi in un quadro, in un affresco. L'immagine per un restauratore è quanto mai irritante, perché fa pensare che il lavoro di restauro consista proprio in questo, no? Una specie di gioco da settimana enigmistica, per cui si chiudono, si completa l'immagine con un pennello, con dei colori, e non allude, non mostra assolutamente tutto quello che c'è dietro, che invece è il grosso del lavoro, ed è proprio questo di cui parleremo questa sera. Perché il restauro è, oltre a essere proprio perché è un'attività complessa, esige un approccio critico al lavoro, critico nel senso un lavoro di analisi e di discernimento fra tutti gli elementi che via via si presentano al restauratore. Fino a oggi, diciamo, il restauratore è stato visto come un artista, tant'è vero che spesso il restauro veniva esercitato proprio dagli artisti, con tutto quello che significa, nel senso che al di là della preparazione tecnica non necessariamente specifica, ma c'era spesso anche un apporto di invenzione da parte del pittore, che pensava in tanti casi di poter modificare l'immagine del quadro aggiungendo e togliendo delle figure, cosa che evidentemente oggi non è assolutamente più ammessa, ma non è neanche contemplata da nessuna parte. Per cui il restauro sempre di più nasce dalla collaborazione fra, come si diceva appunto, fra diverse figure professionali. Fondamentale naturalmente è lo storico dell'arte, che si rivolge con i suoi studi all'aspetto formale delle opere,
Il restauratore lavora soltanto sulla materia delle opere, però lavora in collaborazione con lo storico, perché è lo storico dell'arte che apporta tutte quelle notizie che lui raccoglie attraverso i suoi studi, sugli archivi, e su tutte le notizie che del quadro arrivano. Quindi è lo storico dell'arte che fornisce al restauratore tutta una serie di elementi che gli permettono, diciamo, il primo approccio. Il restauratore deve sapere su che cosa sta lavorando, perché i quadri sono tutti, io parlo di quadri perché è stato il mio lavoro, ma le opere sono tutte diverse l'una dall'altra, e quindi anche dal punto di vista storico e della loro storia personale, perché sono tutte opere che sono state restaurate più e più volte. Le notizie di dei loro passaggi di vendita, ereditari, spesso sono note. Anche questi sono dati importanti che servono moltissimo al restauratore. Ecco, come vi dicevo, è importante partire dalle immagini. Prima, no, forse vorrei specificare ancora una cosa a proposito della storia dell'arte. Proprio da questa grande collaborazione che negli ultimi anni diventa sempre più frequente fra storico dell'arte e restauratore, è nata una nuova scienza che è la Technical Art History. Nasce più nei paesi anglosassoni per un problema molto semplice, per un problema di mezzi, perché come voi sapete le risorse per il restauro sono sempre state abbastanza limitate, oggi lo sono in maniera assolutamente esponenziale, per cui invece i paesi che hanno potuto dotare i restauratori di tutti quegli strumenti scientifici che erano necessari per l'esecuzione di un restauro, ecco, tutte queste cose hanno fatto in modo che nascesse questa nuova disciplina che comporta quindi la presenza, direi contemporanea, dello storico dell'arte, del restauratore e di tutti i tecnici che poi analizzeranno le opere per il completamento di un restauro. Vi dicevo che le immagini in questo caso sono estremamente utili perché ci permettono di parlare di restauro, o quantomeno di qualcosa che possiamo anche definire restauro fin dall'antichità. La prima immagine che vedete è questa bellissima statua appartenente alla collezione Torlonia. La collezione Torlonia si forma nell'Ottocento a Roma. Il principe Torlonia raccoglie un'enorme quantità di marmi antichi e poi acquista anche i marmi della collezione Giustiniani. Sono qualcosa come più di 600 marmi che vengono riuniti in questa magnifica collezione. Negli anni passati alcuni di questi marmi sono stati restaurati, si è fatta una grande mostra e l'opera che vediamo è una delle opere esposte. A noi interessa perché questa statua che adesso raffigura Cerere in realtà nasce come figura, come Iside. E questo è stata una delle cose che il restauro recente ha scoperto. Era prassi comune quella di recuperare i marmi antichi, e se questi marmi non erano integri come il collezionismo sperava, venivano appunto integrati con pezzi anche di altre statue, oppure con pezzi addirittura fatti per l'occasione. In questo caso questa statua di Iside, che nasce come Iside, e gli storici hanno individuato il soggetto attraverso questa veste, questo nodo particolare che la figura sul petto. Questa statua di Iside viene trasformata in una Cerere e vengono aggiunti i piedi,
che sono addirittura di 2 statue diverse, sono quasi tutti pezzi antichi, I 2 piedi sono di 2 statue diverse, gli avambracci, anche questi, o di 2 statue antiche oppure fatti per l'occasione, perché non bisogna dimenticare che i marmisti, gli scultori su marmo dell'antichità erano bravissimi e si dedicavano molto alla riproduzione di pezzi antichi, tanto che a volte non è facile distinguere quelli antichi da quelli fatti in tempi più recenti. Un esempio, il famoso Putto di Michelangelo, di cui si è dibattuto circa l'originalità. Ecco, oltre gli avambracci, la maschera facciale addirittura. Se la si guarda, adesso vediamo se riusciamo a vederla anche di profilo. L'immagine è piccola, ma qualcosa si può vedere. La maschera facciale è addirittura rifatta completamente e questo è stato scoperto durante l'ultimo restauro. Quindi questo significa che o che non esisteva, oppure che era molto lacunoso ed è stato scalpellato per poi aggiungere questa nuova maschera facciale. E allora tutto questo cosa ci dice? Che era prassi comune ricomporre le statue. E perché? Perché per, diciamo, chiamiamolo restauro, anche se appunto non è la parola giusta, però certamente il collezionista voleva un'opera integra, o quantomeno fosse il più possibile vicina all'opera integra. E per tanto tempo questo concetto di restauro è andato avanti. Il restauro ha significato il ripristino di un'originalità perduta, cosa assolutamente impossibile, ma vedremo più avanti perché. Il curatore della collezione Torlonia, Carlo Dovico Visconti, il secondo curatore della collezione, scrive in questo testo, dice: aderendo al volere del principe e principe Torlonia, io mi sono astenuto dall'indicare i restauri. Cioè fa un po' il furbo, diciamo, questo signore, però la fa un po' così con eleganza, perché dice: non l'ho fatto per ingannarvi, l'ho fatto per provare la vostra capacità nel distinguere quello che è falso da quello che è vero. Però fa parte, proprio quest'idea fa parte di quello che succedeva comunemente con i restauri. Nell'Ottocento, praticamente negli stessi anni, viene pubblicato il primo manuale di restauro, il Giovanni Secco Suardo, che per anni, fino alla metà del secolo scorso, è stato considerato il manuale per eccellenza. E Giovanni Secco Suardo, se leggete bene, dice: manuale ragionato per la parte meccanica dell'arte, nel senso che lui dà tutta una serie di indicazioni tecniche sui materiali, sui metodi per tutte le operazioni, le foderature, le reintegrazioni, insomma lui dice questo è un manuale tecnico. Poi in realtà all'interno si allarga un po' e dice, parlando della figura del restauratore, dice: il restauratore deve essere una persona integra, moralmente integra, nel senso che il suo lavoro non deve essere quello di ingannare facendo delle cose che non vanno bene, però dice anche il miglior restauro è quello che meno si scorge, cioè il restauro quindi deve essere assolutamente mimetico. E questa, diciamo, è un'affermazione che oggi possiamo contestare solo parzialmente, devo dire. Cioè io personalmente, per quello che vale ovviamente, diciamo, la mia opinione, ma diciamo basandomi sulla mia esperienza, io penso che il restauro debba ridare leggibilità a un'opera con le tecniche più disparate, non però senza ovviamente delle falsificazioni. E lì, diciamo, il limite è veramente molto labile fra l'aiuto dato alla leggibilità dell'opera e la falsificazione, ed è anche per questo, a maggior ragione per questo, la collaborazione con lo storico dell'arte
perché ovviamente stiamo parlando di opere di importanza museale. La collaborazione con lo storico dell'arte deve guidare anche in questo il restauratore. Tutto nasce, i restauri nascono sempre da delle discussioni fra restauratore e storico dell'arte, proprio perché insieme si deve trovare quell'equilibrio di cui abbiamo parlato nel titolo, per riuscire a dare importanza a un aspetto piuttosto che a un altro dell'opera, perché, come si diceva, le opere hanno una lunga storia alle spalle e spesso si presentano talmente frammentarie per cui un aspetto, spesso l'aspetto del degrado, prevale per esempio su quello dell'integrità. Sempre qui siamo addirittura anche prima di Secco Suardo, ci sono tutta una serie di saggi sui materiali, quindi a indicare il fatto che c'è stata attenzione allo studio delle tecniche, e questi materiali effettivamente sono utili, noi li consultiamo abbastanza spesso. Le idee del Secco Suardo continuano ancora per tutto il secolo XX, tanto che questa edizione di Hoepli è del 77, quando già invece era uscito la teoria del restauro di Cesare Brandi. La teoria del restauro di Cesare Brandi, che è stata la prima teorizzazione sul restauro, non più sull'arte del restauro, ma sul restauro inteso come conservazione delle opere. È una trattazione molto lunga, molto verbosa, confesso a tratti anche un po' noiosa, però da questo si enuncia un concetto fondamentale, che è questo, quello che leggete anche voi. Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica in vista della sua trasmissione al futuro. Cioè Brandi cosa ci dice? Il restauro deve tramandare l'opera al futuro, ma proprio per questo deve rispettare sia la sua materia sia il suo significato, e soprattutto il suo significato storico, perché ogni opera è un racconto, ed è questo che credo renda affascinanti le opere antiche, perché dietro ogni opera c'è il racconto di un'epoca, di un concetto. Le opere sono la raffigurazione di un'idea, ed è questa che il restauratore deve imparare a rispettare. Sempre Brandi elabora questo primo principio, che si restaura solo la materia dell'opera d'arte. Sembra un'ovvietà, ma non lo è, perché effettivamente nel momento in cui il restauratore si mettesse a cambiare qualcosa, a alterare l'aspetto delle opere, di fatto si allarga rispetto a al suo compito, che è quello di salvaguardare soltanto la materia, sempre senza compromettere minimamente l'aspetto formale dell'opera. E il secondo principio: il restauro deve mirare al ristabilimento dell'unità potenziale dell'opera d'arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell'opera d'arte nel tempo. Ritorna quindi il concetto che abbiamo usato come titolo della nostra conversazione, che è quello dell'equilibrio fra le discipline. Equilibrio che non sempre si raggiunge, perché a volte, e lo vedremo più avanti negli esempi che vi ho portato, a volte questo equilibrio si sbilancia un pochino di più dalla parte della storia dell'opera, e a volte un po' di più sull'aspetto estetico. Però noi abbiamo questa grande fortuna di poter documentare tutto quello che facciamo. Quindi chi in futuro si troverà a mettere mano alle opere sulle quali abbiamo lavorato saprà esattamente quello che abbiamo fatto, e a sua volta poi deciderà
di seguire la stessa strada oppure di percorrerle un'altra. Il concetto fondamentale che elabora Brandi è quello della patina. Allora, la patina nell'accezione comune è la patina di sporco, no? Si dice in casa, dice, questo tavolo ha una patina di sporco. In restauro la patina è la pelle di invecchiamento del colore, che è un concetto fondamentale per questo motivo. Questo che vedete è una stratigrafia, quella che vedete in alto, è una stratigrafia di un colore, cioè un prelievo micrometrico di materia che viene analizzato per leggere tutti gli strati di cui è composta la materia di un'opera. Allora, partendo dal basso, vedete c'è uno strato preparatorio, c'è la mestica, cioè la preparazione, quella che normalmente è gesso e colla, che viene dato per impermeabilizzare il supporto, e poi ci sono i vari strati pittorici e sopra c'è la vernice. Chi si illude, diciamo, di poter togliere la vernice, cioè la vernice che è lo strato trasparente di protezione, che è quello che si scurisce, diciamo che è quello che si altera. Chi si illude di poter togliere la vernice senza intaccare il colore sotto fa un errore più o meno grosso a seconda delle circostanze, proprio perché il colore ha assorbito una parte della vernice. Gli strati si sono compenetrati, qua si vede abbastanza, vedete che non c'è una linea continua di divisione fra la vernice, fra gli ultimi due strati, fra il colore e la vernice. Quindi togliere completamente la vernice significa rischiare di intaccare anche il colore, anzi non rischiare, spesso intaccare il colore. E allora il concetto di patina perché serve? Perché dice che oltre la pelle di invecchiamento di colore, cioè quello strato millimetrico di colore che ha assorbito la vernice, non si può andare se non facendo un grave danno. Credo che tutti abbiamo davanti agli occhi alcuni restauri, anche recenti purtroppo, fatti in musei non italiani fortunatamente, in cui rimaniamo colpiti negativamente dalla brillantezza dei colori. Allora, la pittura antica era molto colorata, è molto più colorata di quanto noi oggi percepiamo. Noi percepiamo una pittura antica invecchiata, anche quando è molto brillante, però è invecchiata e quindi leggermente ingrigita o ingiallita. Era molto più brillante di quanto noi oggi percepiamo, però a volte quando percepiamo questo effetto di freddezza, noi in termine diciamo tecnico diciamo questo effetto di crudo, ecco, è perché si è andati oltre questa pelle di invecchiamento del colore. Questa è la rappresentazione grafica degli strati, vedete, si parte dalla tela, poi via via ci sono tutti gli strati, di un Tiziano, se ricordo bene. Ecco, da qui l'enunciato della Technical Art History, che vi dicevo che è quello a cui tutti aspiriamo, cioè al fatto che il restauro sia sempre di più inserito all'interno degli studi storici dell'arte, perché credo che possa dare un contributo molto forte allo studio della storia dell'arte. Oggi abbiamo tanti mezzi, la tecnologia ci offre tante possibilità di integrazione che naturalmente un tempo non c'erano. Se ricordiamo la statua di Isi de Cerere dell'inizio, vedete che è si è proceduto con sistemi diciamo, non artigianali, perché in realtà sono restauri, insomma sono interventi fatti con grande cura, ma certamente oggi abbiamo possibilità di riferirci a un originale con maggiore precisione. Questo è il caso di questa danzatrice
Questo è questo è il gesso che è conservato nella gipsoteca di Possagno e di Canova. Aveva subito un grosso danno durante la prima guerra mondiale, cioè una bomba che era caduta nel deposito aveva fratturato entrambe le braccia della danzatrice. Però in questo caso esiste un originale che è al Museo Bode di Berlino, che è fatto da modello questa volta per la ricostruzione del modello, cioè è successo l'inverso, non è stato il modello a fornire gli elementi per la ricostruzione di un originale, ma è stato l'originale che ha permesso di rifare queste braccia in maniera precisa. Questo è un gruppo italiano, un team italiano che si occupa di scansione volumetrica. Ha lavorato intorno alla statua, quindi sono state prese tutte le coordinate necessarie e poi con un procedimento sempre di stampa, di stampa digitale, diciamo, sono state rifatte queste braccia. Per evitare l'idea della falsificazione, queste braccia non sono state incollate ma sono state inserite con dei perni, per cui è sempre possibile rimuoverle per avere per scongiurare, diciamo, il pericolo di falsificazione. Altro esempio, appunto mi riferivo anche prima al mondo anglosassone, questo è un esempio abbastanza critico, non nel senso in cui si diceva prima, cioè critico nel senso di abbastanza negativo. Questa è la Natività di Piero della Francesca della National Gallery di Londra. Questo è il quadro prima del restauro, vedete le due figure sullo sfondo, i due pastori sullo sfondo a destra, hanno il volto estremamente deteriorato, è un volto in cui non si sa se il restauro, i passati, insomma quale danno ha portato via una parte della pellicola pittorica originale. La National Gallery ha questa fantastica istituzione che è quella degli studi tecnici e pubblica annualmente dei fantastici bollettini a cui tutti noi restauratori facciamo riferimento, perché ogni opera restaurata viene analizzata nel minimo dettaglio e poi viene dato un resoconto attraverso questi bollettini che sono veramente bellissimi e di grande qualità scientifica. Nonostante questo, poi quando si passa all'azione, poi scatta evidentemente un altro modo di pensare il restauro, cioè loro dicono noi l'abbiamo esaminato, sappiamo questo, noi sappiamo perfettamente come Piero della Francesca si è comportato nel dipingere questo quadro, poi adesso tocca a noi e quindi noi rifacciamo le figure, rifacciamo le facce, perché erano incomplete e invece noi vogliamo ridare all'opera quell'integrità che l'opera aveva perduto. Allora questo è, a parere mio, diciamo, doppiamente negativo, cioè non soltanto perché formalmente e anche dal punto di vista della teoria del restauro è un'operazione di falsificazione, quindi non soltanto dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico, proprio per il motivo che si diceva prima. Questi due volti così rovinati sono rovinati anche negli strati profondi, quindi non basta chiudere i buchi, perché Piero della Francesca sicuramente non avrebbe fatto due volti così piatti come questi. Cioè il restauratore che ha fatto questo lavoro si è limitato appunto a chiudere i buchini, come si diceva prima. Su questa materia così rovinata c'era certamente una vernice, c'erano delle velature e queste velature, se sono perdute per sempre, non si possono rifare se non a patto di una falsificazione. Quindi questo restauro ha suscitato
su tutta la stampa, una grandissime critiche. Poi non so se sono tornati indietro su questa decisione. Credo di aver letto qualcosa sul fatto, insomma, che ci stanno anche un po' ripensando, perché effettivamente c'è stata proprio una levata di scudi contro un intervento così compromettente poi oltretutto su Piero della Francesca. Non si fa su nessuno, ma ci sono delle opere che sono assolutamente sacre e quindi proprio metterci mano è veramente sacrilegio. Sempre su Piero della Francesca parliamo degli affreschi di Arezzo. Sono le storie della Vera Croce, affreschi molto danneggiati. Vedete, ci sono delle spaccature, delle perdite consistenti di materia dell'affresco, e qui si è applicato invece il criterio opposto, cioè quello di, senza aggiungere niente di quello che era andato perduto, senza tentare la ricostruzione di quello che era andato perduto, si è invece cercato di accompagnare il colore diciamo, all'interno della lacuna, usando la tecnica del colore neutro, che si è usata moltissimo, diciamo, negli anni 60-70 del secolo scorso, anche 80. Cioè si è trovato, diciamo, questo escamotage, quello di, visto che non possiamo ricostruire, inseriamo un colore neutro, cioè un colore che non disturbi il colore circostante e che ci permetta, diciamo, una visione più unitaria dell'insieme delle figure. Che dire, sì, cioè è un intervento ineccepibile, diciamo, dal punto di vista della non falsificazione. Cioè un intervento che ha, diciamo, che si è avvicinato di più a quello che è l'essenza storica di questo oggetto e alla storia di questo affresco. Questo affresco ha subito dei danni che ormai fanno parte della storia dell'affresco, quindi noi non interveniamo alterandone il senso storico. Il senso estetico forse ne soffre un po', non tanto, io credo. Diciamo che su tutti questi interventi si può discutere, ed è questo forse anche un po' il senso del restauro come lo facciamo oggi. Credo che non si debba avere la presunzione di fare il restauro definitivo, quello che in assoluto sarà il migliore di tutti i tempi. Cioè è una delle possibili proposte, è una delle proposte di restauro, quella che è stata fatta, diciamo la più neutra, la meno disturbante dal punto di vista estetico. Si vedrà in futuro se con nuovi mezzi si riusciranno a dare dei risultati estetici migliori. Questa è di nuovo una parte dello stesso affresco. Vedete la figura di sinistra, di destra è la più danneggiata, quella di sinistra in questo caso è stata reintegrata. Sono stati usati in fondo due sistemi diversi. Nell'affresco precedente le parti sono state fatte a neutro, vedete invece sul manto della Madonna è stato usato il colore tenendosi su una tonalità più bassa. Diciamo c'è un po' di contraddizione, ecco, all'interno di questo intervento, però ripeto, come sempre queste sono proposte di restauro e soprattutto sono restauri che si possono eliminare in qualunque momento, perché i mezzi che si usano, i colori che si usano sono tutti assolutamente reversibili. Qui addirittura acquerello, quindi con un po' di acqua viene via tutto. Insomma, c'è tempo di pensare a qualcosa di meglio, ammesso che si trovi qualcosa di meglio, ecco, perché poi non è così semplice. Passando invece a casi nostri, molto eclatanti, questo è un caso molto, se volete, anche molto divertente.
Questo è un dipinto che nella chiesa dell'Assunta di Carignano di Genova, l'opera è di Guercino, un'opera che è fatta fra il 40 e il 50 del 600, arriva a Genova con delle misure diverse, è più piccolo, questo è il bozzetto, ma ritorniamo indietro. Adesso dalla fotografia non si vede bene, ma forse aguzzando un po' la vista forse riuscite a vedere una leggera differenza fra la fascia superiore, quella dove c'è il serafino, e quella laterale sinistra, che sono state aggiunte da Piola per ingrandire il quadro, quindi adattarlo a una nuova collocazione. Piola, che ha fatto queste aggiunte, ha presentato prima un bozzetto per l'approvazione, e il bozzetto è rimasto, e durante il restauro ovviamente la differenza fra la parte originale e quella aggiunta sono risultate evidenti. Queste sono due immagini al microscopio, la parte di destra è l'azzurro del colore di Guercino, più freddo, perché Guercino amava tantissimo questo pigmento, che era questa azzurrite molto fredda di tono, e la parte di Piola che invece è un colore più caldo, più verdastro. Questo si vedeva, ma poi nell'economia totale del dipinto la differenza non era così visibile, e naturalmente però queste differenze sono state rispettate, ma erano state rispettate fin dall'antico, non c'era stato nessuna sovrapposizione di colori per poterle amalgamare insieme. Però poi, sempre esaminando al microscopio, queste appunto sono due immagini al microscopio, è venuto fuori qualcosa di diverso sulla testa del San Francesco, nel senso che guardando a un certo punto si nota una lacuna di colore, e sotto questa lacuna c'era un'altra materia finita, però non era una materia abrasa, era un colore già cristallizzato, con la sua patina, con la sua vernice. E allora naturalmente si è fatta immediatamente una radiografia, e quello che è venuto fuori è questo. Vedete, rispetto all'immagine precedente, le immagini precedenti, vedete che la testa del santo è rivolta verso destra, questa è rivolta verso sinistra. Questa, diciamo, è talmente evidente che si tratti di Guercino, perché proprio per il tipo di fisionomia, che la cosa non ha lasciato dubbi. Cioè Piola, nel rimodellare il quadro, ha girato anche la testa del santo, che evidentemente prima era rivolta verso il crocifisso, era rivolta verso il basso. Nel momento in cui il santo riceve le stigmate, la sua testa viene girata è necessario girarla dall'altra parte, perché deve ricevere le stigmate dal serafino. Allora in questo caso ovviamente si è posto il problema. Allora chi salvare? Guercino o Piola? Diciamo, ragionando da un punto di vista, diciamo, prettamente estetico, o se volete di importanza, se vogliamo usare questo termine, di importanza del pittore, avremmo dovuto salvare Guercino. La storia del dipinto ci dice di no, che non possiamo farlo, perché l'opera di Piola ha comunque compromesso tutto l'assetto, tutta la raffigurazione. Quindi anche avessimo deciso di fare una cosa del genere, non noi, sempre ovviamente in stretta collaborazione, in questo caso con lo storico dell'arte, ovviamente si è deciso di tenere la situazione presente. Ci sarà tempo poi in futuro, se qualcuno deciderà di intervenire diversamente, e se ci saranno magari mezzi tecnologici per farlo, perché pensate, oggi si riesce, per quanto riguarda la carta, a separare per esempio i fogli i disegni dipinti da entrambe le parti. Oggi col laser si riesce a separare i due disegni.
con la pittura ancora non ci sono i mezzi per fare una cosa del genere, e quindi naturalmente in questi casi non si distrugge niente, si tiene. La decisione futura sarà presa da qualcun altro. Un aneddoto divertente rispetto a questa cosa: il direttore dei lavori in questo caso era Marzia Cataldi Gallo, che aveva interpellato Denis Maun, allora il massimo storico della pittura bolognese, di Guercino in particolare, che era venuto a Genova per vedere il quadro, per vedere il quadro prima del restauro. E lui, con questo fare un po' magico, aveva toccato la superficie del quadro e aveva detto: sì, questo è Guercino, questo è Piola. Però devo dire, insomma, fa un po' sorridere, ma in realtà c'è una ragione, perché Guercino usava una preparazione talmente ruvida che è molto facile riconoscerlo. Però insomma noi eravamo ammirati, ecco, di questa capacità di interpretare un'opera. Altro caso, mi sto dilungando troppo? Benissimo, va benissimo. Ci siamo? Altro caso che riguarda sempre la pittura di Genova è questo è il riposo della fuga in Egitto appartenente ai musei di Strada Nuova. In questo caso il direttore dei lavori era Piero Boccardo. Restauro estremamente interessante. Questo è il quadro prima del restauro. Era un quadro offuscato, la diapositiva lo rende molto più bello di quanto fosse. Era un quadro molto scuro, tanti che l'hanno visto in restauro dicevano: ma questo quadro, non riconosco questo quadro, dov'era? Insomma, in realtà era in una delle sale di Palazzo Rosso, molto in vista, ma era talmente scuro, molto più scuro di così, per cui nessuno si soffermava su questo quadro. La pulitura invece ha dato dei risultati estremamente interessanti. Come sempre, vi dicevo, sui quadri si fanno delle analisi diagnostiche prima. Questa è una fotografia all'infrarosso e già vedete la diversa colorazione delle varie parti. Vi segnalo in particolare quella sul San Gerolamo. Vedete che San Gerolamo ha una fascia sul dorso, una fascia chiara, mentre è appoggiato su un mantello che è più scuro, e questo ovviamente ha fatto in modo che la nostra attenzione si appuntasse in particolare su questo, ma anche sulla figura della Santa Caterina. Dalla Santa Caterina vedete quel triangolo scuro che c'è al centro della figura, sul fianco della figura, fra il mantello chiaro e la veste scura. Ecco, anche lì cominciavano attraverso l'infrarosso a vedersi delle tracce pesanti di ridipinture. Tutti i quadri, ecco, premessa importante, tutti i quadri, soprattutto quelli importanti, sono stati restaurati più e più volte. Quindi si trovano veramente le cose più incredibili. Abbiamo continuato con le analisi, in particolare su questa figura della Santa Caterina, e allora attraverso le analisi sono accentuate sempre di più queste differenze, tant'è che poi insomma abbiamo approfondito la pulitura, continuato la pulitura, scoprendo che il mantello rosso aveva un'ampiezza diversa. Vedete nella figura centrale, quella in bianco e nero, vedete già come si vede che il mantello rosso è molto più svolazzante di quanto non sia poi nel quadro restaurato. La Santa Caterina aveva un atteggiamento, era in movimento, non era quella figura statica che il restauratore del passato gli aveva dato. La figura di Santa Caterina avanzava con questo passo quasi di danza verso la Sacra Famiglia.
Non è stata una pulitura facile, tant'è vero che è stata fatta quasi tutta a bisturi, e poi ha avuto un intoppo per noi notevole, perché a un certo punto dalla radiografia della parte bassa della figura della Santa Caterina emerge questo, emergono 4 piedi. Allora, il primo, che è questo qui, vedete, il primo, quello sotto, era chiaramente un piede frutto di una ridipintura, perché era una ridipintura grossolana, quindi si distingueva chiaramente. Ma quelli dietro, che cos'erano? Erano pentimenti, erano tentativi da parte del restauratore di impostare prima il piede in un modo e poi in un altro, e devo dire che ci siamo diventati un po' pazzi dietro questa cosa, perché non era assolutamente facile, perché anche le analisi, quando se ne fanno tante, poi a volte confondono, e si ha sempre paura, diciamo, di cedere più a una teoria piuttosto che a un'altra. In questo caso, appunto, lo storico dell'arte, la presenza dello storico dell'arte è stata di grande conforto, perché intanto le decisioni si prendono in più persone. Era venuto anche Andrea Donati, che in quel momento stava facendo la monografia su Paris Bordon, per cui anche lui, mi ricordo, si è soffermato a lungo, abbiamo ragionato a lungo anche con lui, però poi alla fine abbiamo deciso di lasciare un po' lì, sedimentare le cose, perché davvero non riuscivamo a prendere una decisione, non c'era una linea chiara, e poi come sempre quando le cose si lasciano sedimentare, poi non dico che si chiariscano da sole, ma certamente forse è la nostra testa che si rasserena e quindi prende poi, diventa un po' più lucida. Tant'è vero che siamo andati in vacanza, perché tanto era estate, faceva caldo, e vabbè, anticipiamo le vacanze, ci vediamo dopo le vacanze, ed effettivamente dopo la vacanza poi abbiamo preso la decisione giusta, che era questa, partendo dalla parte ridipinta e lavorando strati su strati, abbiamo deciso di liberare questo che era il piede originale, quello finito, gli altri 2 piedi, cioè no, quello sottostante di cui vedete una traccia è un pentimento che emerge. Quello che si vedeva in radiografia e che qui non si vede, rimane sommerso, diciamo, dagli strati pittorici, e l'altro piede originale che sappiamo esistere ma che naturalmente non abbiamo toccato. Anche qui forse, ecco, diciamo, l'aspetto, l'essenza estetica dell'opera ha prevalso sull'idea della storia del dipinto, però diciamo, quello che conta è non aver fatto danni, cioè non aver fatto più di quello che era necessario fare. Ecco, spero, diciamo, che da tutti questi esempi sia emersa un'idea un pochino meno fumosa, diciamo, di quello che significa cercare un equilibrio fra i vari aspetti, fra l'essenza estetica e l'essenza storica di un'opera. E ripeto, ogni restauro che sarà sicuramente poi rifatto in futuro, spero che si basi sulla documentazione che noi lasciamo. Ecco, è una cosa importante che in passato normalmente non avveniva quasi mai, direi, se non mai avveniva, era il fatto di documentare le operazioni fatte. Noi le documentiamo, chi lavorerà dopo di noi si baserà su quello che noi abbiamo trovato e riuscirà probabilmente a fare meglio di quanto noi abbiamo fatto. Infine, per concludere, questo è il quadro finito. Questo è il quadro finito, vedete che però, ecco, in questo caso la fotografia è piuttosto fedele.
la fotografia è fedele, i colori hanno riacquistato la loro brillantezza. Vedete, la Santa Caterina è diventata una figura molto più agile, molto più vivace di prima. Il San Gerolamo non ha più quella fascia che gli copriva il petto, probabilmente per un motivo di censura. Il restauratore aveva pensato che non era sconveniente che il San Gerolamo mostrasse il petto, quindi l'aveva coperto. Però tutto il resto, diciamo, che ha acquistato quella freschezza che il quadro prima non aveva. E infine, questo è uno scherzo che però mi sembra divertente, perché ci parla dell'intelligenza artificiale, di cui oggi si magnificano le lodi, e si pensa che con l'intelligenza artificiale si potranno risolvere tutti i nostri problemi. Allora, quelli da restauro per il momento no, di sicuro, perché fin quando esistono degli esseri umani con due mani che da sole possono fare le cose che facciamo, l'intelligenza artificiale non avrà grande campo. Sarà invece, probabilmente si potrà utilizzare per cose di tipo diverso, e questo è un piccolo esempio, però vedo che le figure non si muovono. Vado avanti? Eccolo qui. Ecco, io l'ho trovato molto divertente. L'ho trovato molto divertente, e forse tutto sommato non in negativo, ci suggerisce che forse davvero l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare. Per il momento stiamo saldi sulle nostre gambe e usiamo le nostre mani. Grazie. Che dire, ringrazio moltissimo Franca Carboni, perché ci ha comunicato molti degli elementi che compongono il suo lavoro, e ci ha, come dire, ha aperto uno sguardo nuovo, no? Per vedere anche tutti i lavori che vengono fatti. A questo punto però, quando andiamo a vedere nei musei dei quadri, sarà ben... io non avrò le competenze per capire se è restaurato bene o no. Sto pensando al Piero della Francesca e mi viene un po' da preoccuparmi. No, perché... no, ma diciamo uno dei... Sì, funziona. Io credo che non si debba pretendere tanto, anzi il nostro lavoro dovrebbe essere quello di semplificare la lettura delle opere, cioè quindi di eliminare tutto quello che invece complicava la lettura. Intanto tutto lo sporco superficiale, gli annerimenti, e poi anche tutte le alterazioni che i restauri precedenti avevano fatto. Però vale anche un po' il discorso che faceva il curatore della collezione Torlonia. Lui lo diceva un po' da furbino, perché aveva insomma un po' di coscienza sporca, però di fatto è così. Cioè, sarà poi chi guarderà le opere, no? che giudicherà. Ci sono delle domande? Prego. Non è una domanda, va bene lo stesso? Certo che sì. Cioè, di fatto è una risposta a quello che hai chiesto tu. Nel senso che il sistema di ritocco attuale, quello che si usa... ecco, aggiungo una cosa che non hai detto, Franca, che secondo me è bene che il pubblico generalista conosca. Sia Secco-Suardo che Brandi sono figure fondamentali a livello mondiale, cioè la teoria del restauro si elabora in Italia, non c'è nessun contributo all'estero sul restauro, e chi non lavora secondo le indicazioni di Brandi sa di farlo senza le indicazioni di Brandi, cioè non si prescinde nella storia del restauro da questi due personaggi, ciascuno col suo tempo, ben inteso. Secco-Suardo ormai superato, invece Brandi
il libro lo scrive Teoria del restauro proprio perché non esisteva una teoria del restauro e con lui nasce la teoria del restauro. Poi si supera, ci sono delle novità. Ma tornando al tuo discorso, per esempio, in quello che sono i ritocchi, cioè la reintegrazione delle lacune, posto che quando si è intervenuti su un quadro nel passato inevitabilmente li chiamiamo restauri, ma con la logica di oggi quelli che facevano i pittori del passato non sono restauri. Il caso di Piola era eclatante, poveretto doveva ingrandire il quadro, quindi qualche cosa doveva inventarsi. Ciò detto, una volta il pittore non badava minimamente a che il suo intervento fosse perfettamente all'interno del perimetro della lacuna. Oggi come oggi è un lavoro invece millimetrico proprio, e si usa spesso e volentieri, il più conosciuto è il rigatino, cioè l'accostamento di pennellate sottilissime e finissime di tonalità leggermente diverse, che a una certa distanza, per effetto della sintesi che fa l'occhio, sembra un colore abbastanza vicino a quello delle parti originali, ma se lo guardi da vicino riconosci perfettamente che sono tante pennellatine diverse da tutto il resto della pittura che c'è intorno. Quindi hai degli strumenti, certo bisogna sapere minimamente cosa si va a vedere, però hai degli strumenti per capire che cosa. Ci sono domande? Chiedo scusa perché ho visto che si è avvicinato. Volevo chiedere se è possibile aggiungere magari qualche considerazione sul problema del restauro in architettura, reso particolarmente attuale dalla vicenda drammatica di Notre Dame. Eugène Viollet-le-Duc aveva affermato quella concezione estremamente forte del restauratore, secondo cui il compito del restauratore è quello di ricostruire l'essenza ideale di un'opera che può anche non coincidere con l'esistenza storica in alcun momento, per cui quasi il restauratore si sovrappone e supera l'artista. E permettevo anche di aggiungere che Cesare Brandi, oltre alla teoria del restauro, ha scritto un magnifico trattato di estetica in 3 parti, l'Icona, che è stato ristampato una decina d'anni fa, che però purtroppo è poco discusso e poco conosciuto. Allora, per quanto riguarda l'architettura, io non sono un architetto e non ho mai affrontato, diciamo, i problemi del restauro, ma credo di capire cosa c'è dietro la citazione che lei fa sulla ricostruzione dell'antico. È proprio un problema, se posso permettermi, è proprio un problema da architetti, cioè il pensare che l'architettura sia giusto o sbagliato che sia come affermazione, che l'architettura sia in continua evoluzione, per cui il concetto di restauro come reintegrazione di parti mancanti con parti simili o il più vicino simili alle originali sia superato. È una cosa che ho dovuto affrontare io nella mia vita pratica, nel senso che nel mio laboratorio precedente, che era all'interno di una struttura antica, era all'interno del convento di San Francesco di Castelletto, una parte dell'atrio, anzi tutto l'atrio, era stato ricavato nell'Ottocento da quello che restava del chiostro, di uno dei chiostri del convento di San Francesco. E quindi questo atrio era stato ricostruito in stile medievale, quindi erano state inventate delle decorazioni, tutto il parato marmoreo era stato ricomposto, perché poi tante cose erano state distrutte, insomma erano andate distrutte, disperse, e quindi chi ha fatto quel restauro ha ricomposto tutto quanto. Questo nell'Ottocento. Ora, il mio approccio personale all'interno di quella cosa lì era: si lascia tutto così com'è, perché è vero che questo non corrisponde alla struttura originale, ma è diventata comunque
una sistemazione storica e quindi noi rispettiamo questa sistemazione storica, per quanto ci sembri diciamo non bella, perché è comunque un'imitazione dell'antico, però anche questa imitazione dell'antico fa parte di un gusto e quindi di un momento storico. La discussione con un architetto è stata proprio questa, perché l'architetto mi diceva: ma no, queste decorazioni del soffitto le buttiamo giù tutte quante e facciamo tutto di un unico colore. Cioè in questo, nell'osservazione che mi faceva lei, ritrovo proprio la stessa logica. Cioè il passato è passato, cioè è trapassato. Adesso ci siamo noi e quindi facciamo quello che vogliamo fare in base alla nostra conoscenza dell'architettura. Sono cose opinabili, cioè io come conservatrice diciamo non apprezzo questo tipo di cosa, però sono disposta invece a discuterne, sono disposta a accettare anche questa teoria. Questa, come tutte le altre teorie del restauro, sono discutibili ed è giusto che poi le soluzioni nascano da una discussione. Spero di averle risposto. Ci sono altri interventi, altre domande? So che tu hai lavorato anche molto su delle tavole. Sì. Io perché ricordo di avere visto a Cagliari, parlo Sì. di Cagliari, nella cattedrale di Cagliari, un giorno facendo una visita ho trovato una tavola, mi pare un trittico, Sì. fiammingo. Sì. Giunto a Cagliari dopo il sacco di Roma del 525-27, non ricordo con esattezza, no? E ho trovato questa tavola bellissima. E anni dopo, per pura combinazione, ho saputo che era stata restaurata da te. La mia domanda è: ci sono delle differenze tra restaurare su tela e restaurare su tavola? Sì, ci sono delle differenze perché sono materie che reagiscono ovviamente in maniera diversa. I dipinti su tavola hanno maggiore fragilità rispetto alla tela. Sembra strano, la tela, che è un materiale che noi pensiamo più fragile, in realtà ha una maggiore resistenza all'usura del tempo, alle variazioni microclimatiche, e quindi il dipinto su tavola è decisamente più fragile. Nel caso in particolare di questo trittico di Cagliari, che ha questa storia bellissima perché è stato rubato dalle stanze di Clemente VII durante il sacco di Roma, da un lanzichenecco che poi lo porta a Cagliari, si imbarca su una nave per Cagliari. La nave deve affrontare una terribile tempesta e lui durante la tempesta fa il voto che se si salverà donerà questo trittico questo trittico rubato alla prima chiesa che vedrà. La prima chiesa che vede è il Duomo di Cagliari, che è messo in alto, e la dona al Duomo di Cagliari, ed esiste anche il breve papale con tutta, insomma, è una storia bella e molto documentata. Allora, questo dipinto aveva affrontato il furto dell'anzichenecco, il viaggio in nave e poi la permanenza all'interno del tesoro del Duomo di Cagliari, che è un locale non esattamente climatizzato, però aveva resistito. Era un'opera che era rimasta, diciamo, integra. E questo perché? Perché essendo un'opera fiamminga, i carpentieri che avevano preparato questa tavola l'avevano preparata in modo talmente eccezionale dal punto di vista della scelta del legno, della piallatura, insomma, che l'opera aveva mantenuto, diciamo, una resistenza incredibile al tempo. Non altrettanto avviene con altre cose, sempre a Cagliari, giusto, visto che Stella me lo ricorda. Invece nel municipio del Duomo di Cagliari c'è un enorme polittico
di un pittore che non si sa se catalano o sardo di cultura catalana, insomma, che invece è rovinato in un modo pazzesco, cioè una larva, ma lì era stato il restauro a distruggerlo, mi spiace dirlo, ma era stato completamente abraso da delle operazioni di pulitura che si erano mosse in modo incauto. Però, ripeto, le opere costruite bene, e le opere fiamminghe in particolare, sono degli esempi di una perizia tecnica straordinaria. Sono tavole sottilissime di un legno che è stato messo ad asciugare il tempo giusto, che è stato stagionato nella maniera migliore, trattato poi in maniera eccezionale, con una pellicola pittorica di uno spessore infinitesimo. E queste opere sono arrivate fino a noi proprio perché sono state costruite benissimo. E gli antichi ponevano una grandissima cura nel preparare le loro opere. Noi pensiamo che il pittore faccia un'opera preso da dalla furia artistica. No, il pittore e lo scultore sono prima di tutto dei grandissimi artigiani, ma nel senso più alto del termine, nel senso che conoscono i materiali, li sanno usare e li usano proprio per ottenere un prodotto di bellezza tecnica e formale straordinaria. Forse è chiaramente una mia deformazione professionale, però invito tutti invece a guardare le opere da questo punto di vista. Un grande artista è anche un grande artigiano, perché o lui o i suoi aiutanti, diciamo, chi ha lavorato per lui per preparare i supporti, l'ha fatto con una conoscenza dei materiali assolutamente straordinari, cioè è un tesoro di conoscenza che viene tramandato anche attraverso dei manuali, perché ci sono dei manuali fin dall'antichità. Il primo in realtà non è il primo, ma diciamo il più importante, il più ricco è quello di Plinio il Vecchio. Ma esistono dei manuali, scusate, persino antecedenti a Plinio, ma sono molto frammentari, per cui poi non sappiamo esattamente la consistenza, non abbiamo la consistenza di questi trattati. E poi via via da Plinio in poi tutti i pittori si sono premurati di scrivere dei manuali sulle tecniche da usarsi, perché davano una grandissima importanza a questa cosa. I restauratori molto meno. Devo dire, a scapito, diciamo, della mia categoria, i restauratori spesso erano improvvisati. Oggi, grazie al cielo, grazie appunto a Brandi, a Bertelli dell'opificio, e soprattutto a queste persone che hanno fondato degli istituti di ricerca, perché l'Istituto Centrale di Restauro, fondato da Brandi, da Urbani, e lo stesso l'Opificio delle Pietre Dure, sono istituti di ricerca che studiano non soltanto l'aspetto formale delle opere, anzi studiano soprattutto l'aspetto della materia, e sono quelli che a noi restauratori danno anche una garanzia, danno un appoggio, perché danno assistenza. Io più volte sono ricorsa ai suggerimenti, agli aiuti, alla consulenza di questi istituti su opere problematiche. Una curiosità soltanto. Ha parlato di tela e di tavola. E il muro? Quello è un altro campo ancora, tant'è vero che sono lavori che si differenziano molto. Io per esempio faccio soltanto teletavole, perché teletavole sono materie affini, l'affresco non lo è. E secondo me è bene che chi fa affresco non faccia tavole, tele e viceversa. È vero, è tutta pittura, diciamo, sono tutte opere figurative, ma sono tecniche completamente diverse.
Io ringrazio moltissimo Franca Carboni, che ci ha davvero aiutato a comprendere meglio molti lavori, diversi fra di loro, ma tutti confluenti verso la creazione della bellezza, diciamolo pure, ecco, se si può dire. Bene. E vi dico che giovedì 11 dicembre Walter Riva parlerà di La cometa dei magi, le ipotesi astronomiche sull'evento che annunciò la nascita di Gesù. Quindi un altro avvenimento, un altro incontro giovedì 11 dicembre. Ancora grazie.